A partire dal 1500 a.C. scoppia l'età nuragica. Questa civiltà si estende all'intero territorio isolano, eppure i nuragici non sono arrivati a costruire una nazione, e tantomeno uno Stato. La civiltà dei Sardi nuragici fu eminentemente cantonale, cioè frammentata in tante piccole comunità, clan, tribù, separate anche dalla tormentata orografia dell'isola. Ne è derivata come una debolezza politica e civica, e è rimasta una costante della storia sarda. Storia che, dopo il felice periodo dell'indipendenza nuragica, è quasi tutta storia di invasioni e dominazioni. L'intero patrimonio della monumentalità preistorica è in Campania. Un altro deficit della civiltà nuragica e di tutte le culture che l'hanno preceduta è che essa non arriva mai a creare la città. Il massimo dell'insediamento è espresso in villaggi di 100-200 capanne al massimo, spesso raccolte ai piedi di un nuraghe. Più tardi, poche città più o meno grandi sorgono solo in riva al mare, Cagliari, Alghero, Bosa, eccetera. La Sardegna che è come il niente, la Sardegna che non ha una storia, date, razza, non offre nulla. Si dice che né i Romani, né i Fenici, i Greci o gli Arabi abbiano mai sottomesso la Sardegna. È fuori dal circuito della civiltà. Sardegna allora, vada dalla Sardegna. Questa ruralità della storia sarda fa sembrare il paesaggio dell'isola ancora più antico. Ancora alla fine del secondo conflitto mondiale, il mondo della campagna, questa vasta, imprendibile, inabitata campagna sarda, resta sostanzialmente intatto. Inoltre, più di 4/5 dei paesi sardi non hanno ancora l'acqua, la luce, le fognature, le scuole, in qualche caso persino neppure il cimitero. Aiò è un'espressione tipica del popolo sardo, che invita a partire, a mettersi in viaggio. Anche in Sardegna c'è stato che si è spinto oltre il mare. Storie simili a tante altre, unite da un comune sentimento, la nostalgia. Da decenni i giovani sardi si allontanano dalla propria terra. Lo fanno per necessità, però non dimenticano. Cresciuti attorno ai mattoni, sul cemento, dentro il catrame, i sardi sanno di avere le proprie radici altrove. Nella roccia plumbea, nelle pietre che affiorano dalla terra, nelle montagne austere, nell'odore di mare che si respira ovunque, e nella campagna bruciata dal sole e dal fuoco. Questo è il paesaggio che ha plasmato la loro anima, ha creato le norme morali, gli ideali, il loro stesso carattere. Ed è qui che prima o dopo, per volontà o per caso, ciascuno seguendo la propria strada ed i propri tempi, tornano i sardi. Tornano col loro disincanto, sentimento di chi molte ne ha viste e sa che la realtà può essere dolorosa e splendida, e comunque sempre troppo complessa per poter essere compresa fino in fondo. E con la stupefatta meraviglia di chi sa guardare la realtà con rispetto, accontentandosi di capire almeno se stessi attraverso il suo racconto. Massimamente zi che so lontano, tanto m'avviso chi vi sta d'oro.